Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Bene, proseguiamo il discorso dell'emuntorio del fegato, ma di preciso andiamo a vedere quali sono i segni di un corretto oppure di un alterato funzionamento epatobiliare. Quando il fegato e la cistifellea funzionano bene, non si hanno segni evidenti della loro attività e quindi la digestione si compie normalmente. Le turbe funzionali del fegato e quelle della vescichetta biliare si manifestano attraverso alcuni sintomi che ora ve li elenco. Ci sono dei disturbi digestivi generali, possono presentarsi delle intolleranze alimentari, soprattutto verso le sostanze grasse, come pasti ricchi di grassi, uova, carne, creme, eccetera. Possono venirvi delle nausee o magari un piccolo senso di vertigine, o magari anche delle emicranie dopo i pasti. Potete sentirvi la bocca impastata o la lingua patinata, un ventre rigonfio, meteorismo dopo i pasti, ovvero vi riempite d'aria, pesantezza, dolori e tensione, prurito, ma a livello del fegato, non associate un prurito generale a questo. E trovate anche un colorito giallastro. Questi che vi ho elencato sono i sintomi che c'è qualcosa che non funziona a livello epatobiliare. Quindi in questo caso cosa si fa? Si interviene con delle sostanze depuratrici a livello epatico e quindi biliare. Quindi, oltre al concetto di frutta e verdura, che naturalmente agiscono come depuratrici, ci sono anche quelle che sono le piante medicinali, che però queste vorrei dirvele successivamente, anche se in breve sono le piante epatiche o coleretiche e quelle colagoghe, ma le vedremo in seguito. Rimanendo sul tema, vi ho detto la frutta e la verdura, quindi certe tipologie di frutta e verdura vanno a favorire il filtraggio del fegato e quindi l'eliminazione della bile. Ve ne elenco alcuni. Troviamo l'ananas, il ribes nero, le ciliegie, le fragole, l'uva spina, il mirtillo, l'arancia, troviamo anche il pompelmo, la mela, le prugne, l'uva e il rabarbaro. Ora vi dico invece altri alimenti importanti. Troviamo gli asparagi, la melanzana, l'avocado, la carota, il sedano, la cicoria selvatica, il cavolo, il crescione, i fagioli, la lattuga, la patata e il pomodoro. Ora vi dico un altro alimento importante per la depurazione che è il carciofo. Il carciofo è soprattutto coleretico. Il carciofo è l'aperitivo classico che aiuta la digestione e contribuisce anche alla lotta contro gli eccessi di colesterolo ed è un buon diuretico. Poi troviamo anche quello che è il ravanello nero, che è consigliato in tutte le insufficienze del fegato per stimolare appunto la cistifellea per eliminare i calcoli. Troviamo anche il dente di leone, che è conosciuto come soffione o tarassaco. È molto usato nell'insalata ed il dente di leone è un efficace depuratore del fegato, della vescichetta biliare, ma anche dei reni. E poi troviamo anche con quello che è il discorso, concludiamo per il momento, per gli alimenti, per non mettervi troppa confusione, con l'ulivo. Le olive e l'olio d'oliva sono eccellenti depuratori sia epatici che biliari e le foglie d'ulivo hanno appunto queste stesse proprietà, ma in più hanno una proprietà ipotensiva e anche diuretica. Ed ora parliamo anche delle piante medicinali.
Abbiamo il rosmarino. Benché usato soprattutto in cucina, il rosmarino è anche una pianta medicinale. Ha le proprietà coleretiche e colagoghe molto ben definite e poi un potente stimolatore generale. Teniamo conto anche del boldo, perché le foglie di quest'albero, che è un albero del Cile, favoriscono le secrezioni biliari. Poi abbiamo la cicoria selvatica, appunto, che è una pianta amara delle molteplici virtù, è depurativa, coleritica, colagoga e leggermente lassativa. Le radici essiccate e tostate producono un surrogato per il caffè. Poi abbiamo invece la curcuma, che è una delle piante che entrano nella composizione del curry. Esercita forte azione coleritica e colagoga. Poi abbiamo anche il solidago o verga d'oro, buon depuratore epatorenale e facilita l'eliminazione delle scorie in genere. Troviamo per ultimo la menta piperita, che stimola le secrezioni di tutte le ghiandole del tubo digerente e la sua azione antispasmodica a livello del tubo digerente è molto utile per tutti i tipi di indigestione dovute anche a causa nervosa. Altri sistemi però abbiamo di drenaggio naturale. La borsa dell'acqua calda. Come abbiamo già detto tante volte, il fegato lavora a una temperatura che va dai 30 ai 41 gradi. Il freddo paralizza le sue azioni, rallentando la circolazione sanguigna all'interno dei capillari epatici, il che conduce a una diminuzione del filtraggio del sangue e dell'eliminazione della bile. È molto importante questo da sapere. Scaldando il fegato con una borsa d'acqua molto calda, non solo si ristabilisce il funzionamento normale, ma lo si accelera. Appunto per questo l'uso sistematico della borsa d'acqua calda è un eccellente mezzo di drenaggio. La borsa viene collocata sul lato destro del corpo, all'altezza del fegato, lo si tiene almeno per 30 minuti dopo i pasti. L'uso della borsa è spesso sopravvalutato perché considerato a torto come troppo semplice per essere efficace. Ora vi abbiamo dato un accenno fisiologico e anche anatomico di come funziona e di che cosa sono gli organi emuntori dal punto di vista del fegato e della parte biliare. Questo per farvi capire che quando in naturopatia si utilizza quello che è il discorso della riflessologia plantare per andare a stimolare delle zone riflesse, questo è fondamentale perché ricordatevi sempre che dopo un qualsiasi massaggio si sta, tra virgolette, male, ma perché è un bene. Il male che si avverte il giorno dopo, il fastidio, questo senso un attimo di indisposizione leggero ovviamente, è un ottimo segno dei vostri organi perché loro vi stanno gridando che stanno bene, finalmente si stanno pulendo e questa è la base anche di quello che poi andremo a vedere la settimana prossima con la prossima puntata dove parleremo dei reni, che anche qui c'è un discorso molto interessante da potervi raccontare. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia, l'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentrovati amici, oggi vorrei parlarvi di una truffa che ha ingannato milioni e milioni di persone in tutto il mondo. È il famoso schema Ponzi, che penso che ognuno di noi in qualche modo abbia già sentito parlare. Ma che cos'è lo schema Ponzi? Lo schema Ponzi è un modello di investimento fraudolento che permette alti rendimenti con bassi rischi. In realtà i primi investitori vengono pagati con soldi dei nuovi investitori,
creando l'illusione di un sistema redditizio. E come funziona? Il truffatore, di solito un individuo carismatico, convince le persone a investire i propri risparmi, promettendo rendimenti elevati in brevissimo tempo. All'inizio, i primi investitori ricevono effettivamente i pagamenti promessi, alimentando la fiducia in questo sistema. Tuttavia, il truffatore non investe mai i soldi in attività reali, invece utilizza i fondi dei nuovi investitori per pagare quelli vecchi, creando un circolo vizioso che poi diventa insostenibile. E perché è così efficace? Lo schema Ponzi sfrutta l'avidità e la fiducia delle persone. Cioè praticamente la promessa di guadagni facili e veloci unita alla testimonianza di chi ha già ricevuto i pagamenti spinge molti a investire naturalmente senza fare domande, perché anche altri possono essere contenti e convinti di questa soluzione. E inoltre il truffatore spesso crea un'aura di esclusività e anche di segretezza intorno all'investimento, alimentando il desiderio di farne parte. E poi arriva l'inesorabile crollo. Prima o poi però il sistema crolla. E quando il numero di nuovi investitori diminuisce, il truffatore non ha più abbastanza soldi per pagare quelli vecchi. E a quel punto la truffa viene scoperta e molti perdono tutti i loro risparmi. Un esempio famoso dello schema Ponzi è quello di Bernard Madoff, un finanziere americano che ha truffato migliaia di persone per un valore di miliardi di dollari. E Madoff ha gestito la truffa per decenni, guadagnandosi la fiducia, pensate, di investitori di altro profilo. E anche in questo caso com'è possibile proteggersi? Beh, per evitare di cadere vittime di truffe come lo schema Ponzi, è importante ricordare alcune regole fondamentali anche basilari. Diffidate sempre da promesse di guadagni facili e veloci perché non esistono. Verificate sempre la credibilità dell'investimento e anche del truffatore. Non investite mai soldi che non ci si può permettere di perdere. E infine, non farsi mai influenzare dalla pressione o dalla paura di perdere un'occasione. Ricordate, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, è perché probabilmente non lo è. Quindi prestate attenzione, diffidate sempre da chi vi promette soldi facili ed immediati e soprattutto attenzione all'intelligenza artificiale, perché soprattutto sui social stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per animare personaggi noti. Poco tempo fa si è visto anche Pier Silvio Berlusconi, che non era lui, attenzione, o altri volti noti che promettevano degli investimenti a lungo termine, quindi diffidate soprattutto dai social. Se dovete fare un investimento, contattate dei broker finanziari importanti, andate in banche, andate in istituti dove sono certificati, ma ricordatevi che la maggior parte delle cose che si vede online è semplicemente finto e i truffatori sono lì perché purtroppo oggi internet, a distanza ormai da più di 20 anni che noi l'abbiamo nel nostro paese, tranne qualche antivirus e tranne qualche aiuto della polizia postale, in certe cose poi è veramente impossibile recuperare del denaro investito. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. Mi raccomando, prestate sempre attenzione, soprattutto a dove cliccate e soprattutto quando ricevete una telefonata. Se vi dicono lei è il signor Rossi, non dite mai sì, ma dite dica, perché ricordatevi che stanno andando avanti a registrare il vostro sì e utilizzarlo per fare degli abbonamenti. Grazie e alla prossima. Omar dropped it. La storia ci mette in guardia. Troppo spesso le nostre città e le nostre case sono state minacciate da
desiderio da culture incompatibili con i nostri valori, con i nostri sogni, con le nostre libertà. Ma un gruppo di donne e uomini non si è arreso. Mai. Tanti piccoli Davide che hanno sconfitto Golia, anche se la battaglia era difficile. Molti compagni di viaggio preferivano arrendersi al nemico, altri provavano a convincerli che i nemici erano dalla parte giusta, ma poi alla fine ha vinto, vince e vincerà la Lega. Ripensiamo agli ultimi decenni. Hai scelto di cancellare le radici giudaico-cristiane. Hai scelto politiche economiche vincolanti. Hai scelto l'austerità. Hai scelto l'accoglienza indiscriminata. Hai scelto l'abbattimento delle frontiere. Hai scelto una moneta unica. Hai scelto regolamenti e direttive asfissianti. Hai scelto le auto elettriche e le farine di grillo. Hai scelto una transizione ecologica a spese di famiglie e imprese. Hai scelto dicevamo allora, lo vediamo oggi. Da Bossi a Maroni, da Miglio a Salvini, la Lega ha sempre guardato all'Europa con lucidità e coraggio, controvento. Ci chiamavano scettici, ma avevamo visto un'istituzione si attiva subito per salvare le banche, per dichiarare guerra, ma quando c'è da esprimere solidarietà concretamente ad un paese in difficoltà come oggi l'Italia, si nasconde. L'Europa delle burocrazie, delle imposizioni, delle promesse non mantenute. Un sistema che ci costerà caro, qualcuno si illude che aspettando, chissà, in Europa, nella moneta europea, sarà molto peggio. L'Europa che vuole essere padrona in casa nostra, una padrona che porta lontano dai popoli, lontano dalle nostre radici. È l'Europa dei grandi capitalisti. Dopo gli artigiani, gli imprenditori, i cittadini non ci sono oggi, né tantomeno ci saranno domani, perché non potrà mai nascere un'Europa politica. Le leggi finanziarie degli stati si ridurranno ad un semplice fax inviato da Bruxelles e dal Consiglio d'Europa. Ma
sembra